campo e piastrelle, sempre non campo. Ora mi ricordo che andai in terra e sbatti spalle in terra, c'era mio padre che mi guardava, io con la voce Giuda, non podia neanche parlare, per non far capire a mio padre che io avevo fatto male. I tempi erano quelli. E si giocava anche nel fiume? Chi tu campa? Fiume dove? Chi tu campa ancora? Chi tu biciclette? Campa ancora? No, se si campata ancora che non so. Dico, loro sono abituati magari nel campetto. C'era anche il fiume, no? Giù a Annunziata, a San Pier Marina, c'era un campo da fuori. Il primo campo di Sant'Oniceto mi sembra che è stato il campo al fiume, perché poi è nato il campo qua. No, prima di qua Annunziata. Annunziata, E poi a San Pier Marina. Poi Però prima di giocare, allora, dovevamo lavorare, a togliere i pietri, tracciare il campo, ora avete tutto pronto, è bello. Bambini, Beate voi. quando il mister vi dice raccogliete i palloni, no, Ecco. mister, mi secco, i cinesini. Pallone ora ce ne avete un sacco. Ti va le misure pure. Uno per tutti, non uno a testa. No, guardate. intervengo un attimo che prima con Nino stavamo a parlare che là c'è un secchiello con una spugna e quello è uno dei secchielli che si entrava in campo quando qualcuno si faceva male, diciamo la forza medica. la forza medica, entrava col secchio d'acqua con la spugna, un po' d'acqua nella gamba e con quel freddo che c'era sicuro, vi assicuro, guarda che uno stava bene, passava tutto. Oggi allora non c'era lo spray, non si sapeva cos'era, non c'era il cerottino, non c'era il ghiaccio che lo vai a sbattere e lo metti sulla parte che ti fa male, c'era il secchio con la spugna che si metteva nella parte dove si faceva male e vi assicuro che uno stava bene, soprattutto quando c'era il campo infangato, si era tutto infangato, quell'acqua era l'acqua santa, l'acqua benedetta. È altro tempo, comunque, beati voi che siete cresciuti in altra epoca. E le maglie, le divise, le maglie. Ma guarda, ma le maglie erano, allora si giocava 11, non c'era il 12esimo, 13esimo, poi uscivano il 12esimo, poi il E le 13esimo, c'erano divise 11. le trovate voi, dico le No, c'era divise. sempre il dirigente, va. Ma erano diversi anche la Erano diversi, erano di lana, tutta l'acqua, la sutura, la subivo e noi eravamo su No, prima maglia, seconda Ma maglia. guarda, no. Poi per esempio se faceva male il portiere, usciva un giocatore Gli doveva e si dava la maglia numero 1 e giocava in 10. La maglia del portiere se la metteva il portiere, quello che subentrava. quella è una maglietta degli anni 60, vero Nino? Mi sembra anni 60 del Sant'Oniceto, di lana, tutte le maglie di lana, eppure la maglia del portiere, tutti in lana, e quando si andava per terra pesava i 100 kg. Tutto fango si appiccicava, erano i tempi belli. I tempi erano. In quale squadra giocava? Oltre il San Pierniceto. Io ho giocato tante squadre, Torre Grotta, abbiamo vinto il campionato, ho vinto il campionato a Torre Grotta sia da giocatori e sia da allenatori. Sia da giocatori quando Nino Santoni era presidente e io giocavo, e lui era, no, allenatore. C'era Bonanno suo padre, fece uno spareggio a Spadafora contro Monfortesi, perdevamo 1-0. Nino Santoni stava facendo il cambio, stava entrando a Lambetti, Salvatore Lambetti. Un calcio d'angolo, un tiro a volo, a Bonanno per tenere qualche metro, all'incrocio dei pali, 1-1. E non riuscivo. Sempre la partita. E poi vincemmo 2-1, signor Precipino Longo, questo nel 71. Poi Nino Santoni ha questo alla società del Torre Grotta e io ero allenatore. Facevano le foto quando vincemmo un campionato. Da giocatore. Poi ho vinto un campionato da allenatore a Pellegrino e a Torre Grotta. 4 campionati ho vinto nella mia carriera. Manca il Monforte. Il Monforte sempre c'era una sfida particolare con Monforte, c'era il campanilismo fra Monforte e San Pierniceto. Poi io giocai a Monforte il tuo campo su Sabaturi, e da parte ancora Annunziata non ce n'era campo. Al loro campo del Monforte era da parte. Del fiume? Sì, questo campo docente di Sabaturi si chiama. Sì, da quella. E poi si passava a piede però, non in macchina. A piede andiamo e a piede veniamo.
E poi una volta ogni paese aveva 2 o 3 squadre, per esempio San Felice c'erano 3 squadre, Monforte, la stessa cosa, Monforte c'era, Sì, c'è Monfortese, stato un Monforte, periodo, sì, Pellegrino, Pellegrino. Venezia, cose, cioè oggi di squadre nei vari paesi ce n'è qualcuna, in tanti paesi non ce Però n'è. giustamente, come diceva Santino, se la squadra era formata da 11 persone, ora siamo 30, Ecco. quindi non potremmo fare 3 squadre. Però c'è una cosa che una volta i giocatori erano tutto quasi locale, Sì, sì, c'era massimo un forestiere, non è che erano E tutti i derby, tutte le domeniche era un derby perché si gioca con Monforte, Venedico, la lotta era pure, non giocavamo contro il Saponare. Saponare sempre è stato Sì, un campo un particolare. campo ostico, sì. A Santa Lucia con la Romenti, a Merì, dentro del dottore Borghesi. Sì, comunque era una bella esperienza. Va. Sì, e tutte le altre maglie come sono arrivate? Sono arrivati man mano che arrivavano i giocatori e i suoi compagni, i giocatori che io li conoscevo così tramite i giornali, non è che cose Moscardino, Dino Bandiera, Granata quando vincevo il campionato con Milazzo, la Pasta Puglisi, l'acqua e la Vardina, ma poi De Salvo, no De Salvo, la spada, non è sempre servizio, poi giù con Tapattese pure, la spada, sì, la spada adesso non servizio, ora lavora Se io mi ricordi è spada. Spada pure io. sì. Poi tutte le altre magliette, per esempio tempo fa il medico sociale della nazionale Under 20 è originario di San Pernicero e allena a nazionale è il medico sociale della nazionale. Mi fanno un pacco con tanti cimeli della nazionale. E in più sono venuti diversi giocatori di Serie A. Poi Serie A, Rando Pecci, Schillaci, Miranda, Zemani, Catalano, Mancuso, Donne, Diodicibus. Dio Dicibus, Doni. Mommio, Di Palma, non mi ricordo, Baresi. Franco Baresi. Oh, è una bella Nino, scusatemi ti intrometto, ma Nino racconta il sabato scorso, la grande soddisfazione. Si racconta anche quella, sabato Siamo stati scorso. invitati al museo del calcio di Palermo. È una bella soddisfazione, una bella esperienza. E poi siamo andati a vedere la partita Palermo-Frosinone e abbiamo visto il museo. Io ho rubato dei cosi del museo. Delle idee, non oggetti, idee. Delle idee. Può sembrare. Le maglie no. Le maglie che ci sono da di cassonetti erano dato con il museo a Palermo e io in una settimana gli figlio tutti, gli stampai. Non sono come quelle del Palermo, Però, piano la piano. maglia me l'ha dato da Beninato, che va a Messina, Doni, la rappresentativa di prima categoria, primo prevoti. Questa rossa qua è da nazionale ungherese. Sì. Tutto l'allenatore di Costantino, che fece il secondo a Marco Rossi, italiano. E ora l'hanno esonerato, ho tutto da maglia. Quella bianca e nera. L'idea è a Battesi. No, è a Battesi. Chi deve da Juve Scala, bianco e nero, da Juve Scala. Allora, raccontiamo come si viveva prima la partita, perché da quello che mi racconta mio padre, la domenica si partiva anche con i pullman e tutti seguivano la squadra locale. Ora siamo abituati che anche i bambini col cellulare seguiamo a Salvatore con le sue parate e fa il giro del mondo. Dico, loro magari non ci credono che effettivamente prima la squadra era molto seguita, ma si andava di presenza. No, Non c'era esiste. una macchina che c'è erano 6, 7. La possibilità del I posti di blocco erano un pochettino meno frequenti. C'erano anche molto meno cose da fare, magari era più si sentita. viveva dal lunedì alla domenica. Si parlava nei bar, nei locali, si parlava sempre di parole. Era più sentita. Sì, specialmente poi i tempi, un forte, Torre Grotta. Ma quello ancora è sentito. no, è una bella esperienza. E ancora sentito il derby. Sicuro l'abbiamo fatto qualche settimana fa E ancora sentito. e ancora se ne parla dopo No, poi ho avuto
Torre poi un foto, poi Vedo, magari gli episodi si raccontavano, ora invece con i video Dio Salvatore ha fatto il giro del mondo. Oggi abbiamo i telefonini video che già alle mie parate sono andati a Londra, in tutto il mondo, mentre una volta, quello che ricordo io, che ho qualche anno meno di Nino Donia, io ho iniziato qui a San Perniceto e al campetto che oggi non so come finito, e io ricordo il mio primo mister è stato Gian Battista Certo, con i ragazzini come voi, che io ho cresciuto calcisticamente a San Perniceto e andavo a giocare nei vari paesi qua vicino. Una volta siamo andati con la 126, una 126 bianca a Giardini in 7 più lui 8. Sì, all'uscita dell'autostrada ci ferma vi racconto questa cosa perché è una cosa che ricordo che ero ragazzino come voi. All'uscita dell'autostrada ci ferma la polizia. Dice a Giardini, sì, a Giardini. All'uscita dell'autostrada scendete per favore, 1, 2, 3. Dice 7 persone, più lei 8. Giovan Battista Certo ci fa, collega, dobbiamo andare a giocare, non avevo macchina. E fa, va bene, andate a pinne, se no attacca a tutti. Cioè il calcio d'una volta, come si viveva i ragazzini che si andava a Giardini con la 126, con tanta passione e tanto amore. Oggi tanti ragazzini, mi fa male, io come sapete gioco a Torreglotta. Di domenica mattina il presidente che chiama un ragazzo 16-17 anni, sì mi fa male il polpaccio, mi fa male qua, e il presidente ci comincia a tirare i capelli perché su una rosa ampia che abbiamo, mi sembra che siamo attorno a 30 sulla carta sì, però tante volte la domenica arriviamo 17, 16, cioè e riguardo questo subentrano dei ragazzini cosa influisce la differenza tra la partecipazione che c'era una volta allora, la partecipazione, come ha detto Nino Donia, si andava al campo o sia se pioveva sia se... Ma quali sono probabilmente i fattori che una volta portavano i bambini ad avere più partecipazione? No, non si portava, cioè io andavo al campo perché mi piaceva. Non è che andavo a accompagnare i genitori, anzi io ti posso dire, i miei genitori non volevano che andavo a giocare a calcio. Questa è una cosa che non volevano. E io non dico che scappavo, però mi davano dei compiti. Tu devi fare questi compiti, devi fare questa attività, questi lavori e poi te ne vai al campo. Non c'è che mamma mi accompagna al campo, piove, non ci vado, no, o piove, o acqua, freddo, io me ne andavo al campo e mi allenavo e vi assicuro che il campo in terra battuta non è quello di Torreglotta, il campo in terra battuta a San Perniceto che c'era in tutti i campi, pozzanghere, fango e si arrivava all'interno, non c'erano i telefonini che ci andavano a guardare le varie partite sui telefonini. Io ricordo che la partita che andavo a vedere era di domenica sera al bar Sport a San Francisco. Che c'era una sola partita, una sintesi del secondo tempo. Altre partite in TV, televisore, chi ce l'aveva. Oggi nella stanza sfido qualcuno che non ha il televisore nella stanza, ma noi televisori in casa ce n'era uno se andava bene, noi andavamo a vedere la partita al bar Sport dei Terrizzi, perciò o a Podia, cioè perciò tornando prego. allo discorso dei genitori, abbiamo ricordato un particolare, Nicolino Mento, professore Mento, non so se conoscete tutti, professore Mento, giocava a spadafone, a Roma suo padre, lui era un tipo severo, ritornando al discorso dei genitori, perché non volevano fare, ci facevano male, non lo so, che era la mentalità allora, e poi è così. Guarda, c'è diverso, guarda. Ora vi dà doccia, tutte cose, guarda la doccia, la prima fontana che conciamo, che lavamo. Me lo dico, come era il calcio una volta, ma era bello. Onini, racconta, visto allacciandosi al discorso di Salvatore, sì. Prima della finale sei sceso a piedi e hai dormito tante volte il presidente.
Racconta. No, E questo racconta. ero nel 67. Andiamo a fare la finale a Messina, all'Arsenale, Giammoro di Santa Maria. Io la mattina alle 5 mi alzai, la mattina era l'11, mi alzai e partii a piedi, perché ero sempre lì, la borsa, che non c'era uno come me, non c'è uno con una Vespa, un certo Cammelo Ruggeri, mi disse un passaggio, uno vai, ci sta a giocare, e tu sei faccio così, sta pure. E poi ci dormia la volta a Sindoni, non Sindoni, che sull'auto Sindoni, che diciamo, e apriva la porta e mi sbattiva uno. Tanta era la voglia di andare a giocare. Una volta venivo di Naso, per giocare di Naso, giocava io a quartierista. Sì. Giocava a Naso, a quartierista. Al ritorno, uno puntava a 600, non aveva benzina sufficiente come un compagno a Sabelli, perché poi andare ai quartieri, la strada vecchia, non c'era ancora la strada vecchia. Io alle 10 di sera, partito, domenica a piedi, Per e tornare mamma e mia padre mi aspettavano, non è che c'era il telefonino. E pieno, quelli che erano. Vediamo se i bambini Vediamo se i hanno bambini, ecco infatti. qualche se i curiosità, bambini- volete fare qualche domanda? Bambini, volete fare qualche domanda sia al portiere Anastasi, sia al signor Donia? C'è qualcuno che ha qualche curiosità? Anastasio diventa ormai famoso in tutto il mondo. Aspettiamo la partita di domani, ragazzi. Domani è una partita fondamentale. Aspettiamo che sei stato mai espulso? Io? Mai. Ah, vedi? Era pulito. Si giocava in 11, quindi... Non si No, no, si a parte poteva che non fare. ho mai. Io ero un tipo duro in difesa, come faceva il difensore, un tipo duro, sì. Non ho fatto male Però a nessuno, corretto, però corretto, sì. Io mai ho avuto l'espulsione. Sì. E gli altri tempi. L'arbitri erano più... Ma scusi, all'epoca rispetto a oggi simulavano molto, perché io ho visto che molto spesso nei contrasti i calciatori oggi si buttano a terra anche se non... No, E invece guardando le partite vecchie pareva che erano pugili che si scontravano, ma Il e contrasto di una volta era molto diverso. Si facevano male veramente e poi si giocava. Non è che c'era lo spray, niente. Un caso con l'acqua in cuore, Ci allacciamo a quello che avevamo detto prima. no, ora è La mia differente. domanda era un po' provocatoria in questo senso. Adesso Ora purtroppo come l'anno stesso, manco si tra le dice televisioni purtroppo il bambino No, no, assimila no. quello che vede e quindi È diverso, le partite si vincono anche in quel modo, perdendo tempo, allora non credo ci No, allora erano 90 minuti, soli, non c'era il recupero. non c'era recupero, ma non c'era neanche tutta questa perdita di tempo. No, non guarda perdere tempo, dai, 90 un minuto e non Si giocava, No, non c'erano le sostituzioni, si perdeva tempo, ma erano 90 minuti, basta. La partita finiva. Sostituzione a 3 persone si poteva. Vabbè, dopo, ma io quando giocavo io Prima 2 e poi 3. Prima erano poi 2 e poi 3. Poi due e poi sì. Poi c'erano i polizi Sono stranieri. detto, Bambini. Qualche curiosità? Io una volta ho fatto mi racconto Allora, le papere sono quelle che si ricordano di più, perché le belle parate ti portano quell'attimo dei salti, tutte belle, però la papera ti rimane impresso e devi migliorare, dalla papera, dall'errore devi migliorare, che non deve succedere, però purtroppo sbaglia l'attaccante, c'è il centrocampo, la difesa e puoi recuperare, sbaglia il portiere, c'è soltanto la rete, perdi la partita. Io ho perso una partita a Torre Grotta, un torneo estivo a Torre Grotta, dove aver fatto parate incredibili e un retropassaggio del mio compagno mi è passato la palla sotto il piede, abbiamo perso 1-0. Io sono passati 15 anni, io questa papera la ricordo ancora oggi. La bella parata Alessandro fugge, però la papera ti rimane impressa perché superficialità, io dico una papera di superficialità, perché già ero tranquillo che avevo la palla nei piedi, mentre se non prima ce l'hai nei piedi sei sicuro, proprio sicuro al 100%, non dire mai che la palla è tua. Succede anche ai migliori portieri. Sì, succede, no, succede. È un retropassaggio che vai sicuro che hai la palla, cioè errore di sicurezza. Sentiamo la domanda. Vai Alessandro. Ma come si esultava all'epoca? Come si esultava? Cosa?
Quando si face- perché ora loro imitano i Tutto giocatori. diverso di voi, tutto diverso. Tutto diverso. Ora fanno tutto Loro ormai. imitano al campo che No, ormai ogni calciatore ha ogni No, calciatore quando strisciare, se noi strisciamo diamo cattivo. ha un proprio modo di Ma risultare. guarda, Prima si faceva gol e si andava e si abbracciava l'uno con l'altro e poi si ricominciava subito. secondo anno indietro per i 90 minuti, una volta giocavamo a Liberi. Ora per giocare a Liberi facevo un risultato, era la vittoria, la vinciamo 0-0, ci fu voluto finire la partita, ci fu un certo pollicino che era morto, che si dice male? Era a terra, ci fece vero capodanno, state fermo, e la caviglia, così, a tipo, guarda che aveva fatto male. Io ti sferiare questa caviglia, ci scappigliai con dietro per perché quando cominci a Liberi era una cosa... Un evento, era un evento. È un evento perché Ma allora diciamo che noi siamo stati 2 settimane fa a Lipari, abbiamo preso un bel pareggio ed è veramente Abbiamo un campo nuovo, questo campo prima era da solo. Presidente, diciamo che loro si sono presi un pareggio per diciamo come che stava la no, partita. un Va? pareggio, però sulla carta non era. io ho avuto la fortuna di vincere a Lipari con San Primicello e Oliana, allora si chiamava Eoliana. Oleana, San Cataldo, Eoliana con Canneto. ragazzi, ascoltate un attimo, campo in terra battuta sempre con tanto di fango, abbiamo vinto 1-0 spogliatoi in lamiera senza doccia. L'acqua corrente, ci siamo dati una sciacquata di corsa a prendere l'aliscafo, perciò assimilate come si giocava una volta, i campi com'erano e perciò oggi avete il Torrigrotta che è una bella realtà, campo in erba sintetica, spogliatoi, preparatori dei portieri, vi insegna a calciare. Mentre tutto quello che ha fatto Nino Donia, io fra virgolette perché io qualche allenatore ce l'ho avuto, ma non allenatore dei portieri, c'era un allenatore che allenava tutta la squadra. Ci vuole specifico, ognuno ha... Sì, ognuno ha i suoi ragazzi, un allenatore per tutti e quello che imparavi lo imparavi perché eri bravo e perché... Non è che c'era la televisione, tu guardavi la televisione, le immagini, non c'era niente, o giornali o a radio. La radiolina, la famosa radiolina che era diciamo la compagna di tante domeniche. La radiolina. I risultati una volta della Serie A, oppure i giornali. Alle 18 c'erano le prime immagini sul 92 minuti. Sì. Già parliamo anni 80. La radio. Beh, ci sono Dopo di Salvatore del Carcagno, Salvatore dell'Ambiente, quindi Gabri. Quante parate hai fatto? E tantissime, e che gioco da 10 anni, ce n'ho quasi 59. 10 anni. Da quando aveva 10 anni. Da quando avevo 10 anni, ce n'ho 59, ho fatto delle belle parate e anche belle papere. Vabbè, i paperi sono rotti da Dagli errori si impara. Come l'ho detto prima, allora dalle papere, dagli errori impari e migliori, dalle belle parate no. Dalle belle parate difficilmente impari qualcosa, mentre dagli errori impari perché poi il portiere è bello però allo stesso momento è brutto perché dopo aver fatto una papera, se non prima vai ad allenarti e a fare qualche altra bella parata nella prossima partita, vai a pensare sempre quella papera che hai fatto e hai perso la partita, hai fatto perdere i compagni per la papera che hai fatto, perciò devi sempre allenarti per migliorare e non fare perdere la tua squadra e non fare cattiva figura. Ci sta pure. Avete qualche altra domanda? Chi c'è? Nessuno Lui alza la mano. Le volte sempre uguali. Come si diventa campioni? In campo. Oh, se ne andasse Come si diventa campione? campione, come diventa devi essere prima uomo e poi calciatore. Se non sei uomo prima non vai avanti. Bisogna essere rispettosi. Essere
i tuoi compagni, rispettare i tuoi compagni, essere una famiglia intorno, lo spogliatoio, si vince nello spogliatoio perché c'è l'unione nello spogliatoio e aiutare i compagni in difficoltà. Mai per esempio uno sbaglia un passaggio e lo manda al tuo paese, no, lo devi rincuorare a migliorare e non demoralizzare. Questo era il nostro. No, questa è una grande verità. Queste sono cose fondamentali, sia nel calcio sia nella vita normale, non è che solo il calcio. Il calcio è così, perché il calcio li toglie da tutti i mali. Perché lo sport è questo, essere uniti, una famiglia e basta. La partita non si vince mai da sola. Alessandro forse aveva un'altra domanda, vero? Il futuro da giornalista. Dico. Fai il giornalista, che volevi chiedere? Dimmi. Sei vergognato. Basta, ormai sempre. Vabbè, ne aveva già fatto una. Voleva chiedere com'era la maglia del Messino all'epoca. La maglia del Messina, io ho la maglia del Messina quando ha vinto il primo campionato di Serie B per andare in Serie A. 63-64. Sì. Era Rossi, Dotti. Ce l'abbiamo, ora gliela dobbiamo fare vedere. La formazione era così: Rossi, Dotti, Stucchi, Radaelli, Cherfi, Lanzi, Cazzolari, Fascetti, Galloni, Canuti, Brambilla. E c'è una maglia sia del Messina giallo-rossa e quella tutta bianca. No, la formazione, non la maglia, c'ho la formazione. Che io ricordo che io A destra, da destra. La maglietta bianca scudata. Allora ci diceva bianco scudata. C'era il Messina tutta bianca con lo stemma del Messina. Va bene, io ho facciamo. fatto la domanda se le porterò uguale. Giorgio, Allora ti dico, ora che se ne ricordava. allora, le porte in linea di massima sono sempre uguali, però anni 70 io ricordo tante volte che c'era dei campi con dei pali quadrati, in legno, quadrati. Oppure quando giocavamo noi che alla tua età, lo sai com'era una porta con dei pali che andavamo a mettere noi. Salvatore è una fotografia del campo del Veneto, quando c'erano i pali quadrati. Noi andavamo a giocare, ci facevamo le partite direttamente, prendevamo dei legni, li mettevamo nel terreno senza traversa e giocavamo in quel modo, che poi sicuramente non fate nessuno. In spiaggia sì. In qualche modo sì, perché abbiamo portato Abbiamo concluso. Allora, Abbiamo un piccolo dono per... Tanto ringraziamo tutti per la partecipazione, ringrazio Serena che ha organizzato e Santino che hanno organizzato questo evento che penso bambini che sia stato interessante. No? Poi se avete altre domande al signor Donia qua, abbiamo capito che il museo del signor Donia non è solo questo qua, ma lui un museo ce l'ha dentro ed è appassionato. No, volevo dire ai ragazzini, io giocai con suo padre, col papà di Santino. con il padre di Santino, nel Torre Grotte. Lui giocava a stopper, io giocavo al libro, allora c'era il libro, ora non c'è più. Quindi approfittate perché Suo padre era il compagno mio di squadra. Suo padre era più giovane di te. Logico, era giovanissimo Nino, giovanissimo. I veterani erano io, Pippo Cuzzupè, c'era Salvatore Calcagna, buonanima pure, era un bravo. Salvatore Lambetto che ancora è vivo e vegeto, che c'è sua figlia, l'ho conosciuta, mi ha fatto un piacere, e sua nipote, sì. Come lui, sai? Come lui, veloce, sì. speriamo di poter organizzare in futuro qualche altro evento, magari per continuare a parlare, perché qua non si finirebbe mai di parlare, però poi si rischia di far annoiare I bambini, sì. Oh, però ne approfitteremo senz'altro di questa sua conoscenza, di questa sua disponibilità a far capire ai bambini, penso che abbiano capito un pochettino di più la differenza che c'era fra qualche anno fa e adesso per quanto riguarda l'approccio allo sport. I valori dovrebbero essere sempre quelli che ci ha detto prima, perché noi, io lo dico sempre, quando andiamo a fare una partita di pallone non è solo mettere il pallone a centrocampo e cominciare a giocare, ma dietro c'è tutta una preparazione proprio dal punto di vista umano e dal punto di vista
dell'insegnamento del rispetto dell'avversario e del compagno. Prima il rispetto degli avversari. Noi vogliamo ringraziare anche il signor Tonia donando una maglietta storica della SD Torregrotta. Questa qui è la prima promozione in eccellenza, una maglietta reale. Io ho tante magliette per il Torregrotta. Sì, credo che questa qui credo che questo è stato l'anno della promozione in eccellenza 2001. E poi sì, perché mi ricordo questo io l'avevo invitato, però aveva avuto un impegno, grande persona. Voi e tutta la famiglia, grande uomo di spirito. Grazie. Grazie a voi, grazie, sono contento. Grazie a Sono tutti. onorato della vostra presenza. Grazie a Grazie tutti. pure a Serena, famiglia. Serena e Santino che sono E Santino, avvocato Santino. gli autori di questi incontri. Grazie al Salvatore per la testimonianza, mi raccomando domani abbiamo una bella partita. Il Salvatore sarà il portiere titolare. No, a Rodimmini. Ah, Rodemino. Camposti. Va bene, di nuovo grazie a tutti, buona serata. facciamo una foto.